Eccoci anche col direttore sportivo Roberto Gabrielli. Lei segue sempre un po' nell'ombra, ma è sempre presente. Cosa ci può dire del Portogruaro da qui in avanti e cosa c'è anche e cosa sta bollendo in pentola, diciamo? Oggi sono molto contento perché i 3 punti danno ulteriore tranquillità alla squadra, allo staff tecnico e a tutta la dirigenza, e quindi si può programmare con calma il futuro. E mi preme sottolineare il fatto che il 21 aprile, giovedì 21 aprile, ci sarà la festa del Portogruaro Calcio, quindi approfitto di questa vetrina per dirlo, per pubblicizzarlo. Sarà bello avere tutto il settore giovanile, dai piccoli amici agli allievi, alla juniores, il settore femminile, la prima squadra maschile, tutti riuniti. L'invito è esteso naturalmente anche alle altre. Vogliamo ripetere la data? Il 21 aprile, giovedì, a Pramaggiore, si terrà la festa del Portogruaro Calcio, quindi una festa di primavera, e chissà che sia veramente primavera. Se lo diciamo un po' in anticipo, Voglio ma dire in cominciamo. anticipo perché è giusto che tutti i ragazzi del settore giovanile e le famiglie lo sappiano, non si prendano impegni per quel giorno, perché sarà bello essere tutti assieme serenamente. Dopo tanto lavoro fatto da quando il Portogruaro è rinato, adesso insomma è arrivato il momento di fare festa assieme, di pensare a rilanciare per il futuro. Allora chiudiamo questa informativa con un'ulteriore informativa, perché noi abbiamo un nuovo sponsor. Cosa vogliamo dire di questo nuovo sponsor? Ci dà un po' di tranquillità, ho letto sulla stampa, per i prossimi 2 anni, perché insomma è un sostegno economico in più, serve sempre. Speriamo ce ne siano anche altri, speriamo cresca l'entusiasmo. Io ringrazio lo sponsor che ha lanciato anche un segnale, oltre a dare un contributo concreto alle cause del Portogruaro, però manifesta un interesse che speriamo cresca ancora. Il Portogruaro merita in tutte le sue forme e realtà, perché io intendo riferirmi a tutte le squadre, anche quelle del settore giovanile. Merita attenzione, entusiasmo, ci sono i tifosi che ci seguono la domenica, era importante arrivasse questo ulteriore segnale, e chissà che si riesca pian pianino a crescere sempre. Bene, grazie. Grazie.